Linda Pani e la Maria 2019 è stata scelta lunedì sera nella serata di gala alla Fenice tra le 12 partecipanti e l'anno prossimo sarà la protagonista dell'edizione 2020, in particolare nelle vesti dell'angelo che calerà dal campanile su Piazza San Marco nel weekend di apertura dei festeggiamenti. Il volo è proprio la cosa che io fin da bambino ho sempre desiderato di poter vivere in questa mia amata Venezia, perché io sono veneziana di famiglia, veneziana di sangue, e quindi questa città che per me è come una persona della quale sono veramente innamorata, poter avere la possibilità di fare il volo è veramente un sogno che si realizza e che ho sempre desiderato. Linda prende il posto di Erika Chia, ha 19 anni, occhi azzurri, capelli biondi e alta 1,70 m, abita a Mogliano Veneto. Il palcoscenico già lo conosce visto che ha partecipato all'edizione 2017 di Miss Italia, dove ha vinto la fascia di Miss Social Optima. Difficile però nascondere l'emozione. La Maria deve essere aperta a 360 gradi a ogni tipo di novità, deve essere una persona trascinante, deve avere portamento, essere elegante ma allo stesso tempo non rinchiudersi, quindi poter essere se stessa, essere spontanea, spigliata, deve essere una donna. Deve essere veneziana, esattamente, grazie perché esatto, io cerco gli aggettivi ma è cosa più semplice che non veneziana. L'importante è appunto che sia veneziana, una ragazza che si senta veramente nella sua Venezia, si senta rappresentata perché la sente sua.